tutti e per dare voce a tutti. Libero per... Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Sara, a te la linea. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi della radio, un buongiorno, e tanti auguri, insomma tanti auguri per il Natale che continua, perché per diversi giorni continuiamo ad essere il tempo di Natale e fino al battesimo del Signore in modo particolare. E quindi è legittimo continuare a fare auguri anche al rinnovo anno che verrà, perché il 2025 è stato un anno particolare, è stato un anno giubilare, ma è stato un anno anche di grandissime prove. Ci sono tantissime guerre nel mondo come sempre, però quelle di quest'anno ci hanno portato e tuttora in qualche modo ci portano anche in situazioni molto rischiose per l'intera umanità e per l'intero pianeta. E in qualche modo l'Europa è un po' il centro di questa grande battaglia. L'Europa, vorrei dire il Medio Oriente, sono al centro di questa grande battaglia che darà per la guerra sostanzialmente, mentre vediamo che ci sono gli attori lontani, quelli che nel planisfero comune a cui siamo abituati, che mettono diciamo l'Europa al centro, sono più laterali, che non, in qualche modo diciamo vorrebbero un nuovo ordine mondiale differente, ma tutto sommato diciamo non ad alta intensità di conflitto, vorrebbero più che altro i conflitti commerciali. E invece vediamo che questa parte centrale del mondo sta spingendo per una guerra e a noi soprattutto l'Europa, che tra l'altro incredibilmente lo fa il continente che è vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, che in qualche modo portando a termine quella grande intuizione di Benedetto XVI, Cardinale Joseph Ratzinger, che da cardinale disse e poi lo ribadì da Papa, che esiste un odio di sé dell'Occidente, che vede solo il male di se stesso, in qualche modo tende ad annientarsi, citando anche il grande storico Toynbee che diceva che le civiltà muoiono per suicidio e non per omicidio. In qualche modo l'Europa sembra si stia suicidando, dal momento in cui rifiutò l'inserimento delle radici cristiane nella propria Costituzione, e tra l'altro poi la Costituzione naufragò perché furono fatti 2 referendum persi, poi dissero va bene, allora sostituirono la Costituzione con il Trattato di Lisbona, ma comunque la cosa fondamentale per i costituenti europei era un mondo nuovo, no? Un mondo nuovo che rifiutava tutto ciò che era la storia millenaria dell'Europa. Questa cosa ha avuto un riflesso anche negli Stati Uniti d'America con la cultura woke, che buttava giù le statue di Cristoforo Colombo, di Padre Junipero Serra, che per chi non sapesse chi è stato recentemente canonizzato, fu un santo francescano. I francescani furono i primi a raggiungere l'Ouest, prima dei treni, prima di tutto, e divennero grandi difensori dei pelli rossa, i quali molti, tanti furono appunto
cattolici, e non a caso tutte le città della West Coast si chiamano Los Angeles, gli angeli, San Francisco, San Francesco, San Diego, quindi nomi francescani, proprio perché furono i francescani i veri coloro che raggiunsero l'West. Un po' nei film di Sergio Leone si vedono, no? Spesso queste parrocchie francescane, non si vedono nei film americani, però è un dato di fatto, ecco. C'è la cultura woke che ha cercato di distruggere, in qualche modo sono correlati a quegli europei che vogliono cancellare tutta la storia d'Europa antecedente all'illuminismo. Però si vede dove eravamo arrivati prima e cosa siamo ora. E sembra che questa cuppia di solvi dell'Occidente, che però in America ha avuto un moto di reazione forte nel movimento MAGA, con l'avvento di Trump, eccetera, Charlie Kirk, che è un martire moderno, e quindi in qualche modo lì c'è stata una reazione a questa cultura di dissoluzione della storia e della civiltà occidentale. Invece in Europa c'è chi la vorrebbe portare a compimento, magari con una guerra che resetti tutto. L'odio di sé arriva al suicidio. Infatti l'Europa per cosa si caratterizza? Il suicidio assistito, perché avendo tolto l'amore, avendo tolto la fede, avendo tolto la speranza, avendo infine tolto anche i soldi, perché poi sempre quando un sistema diventa simil-sovietico, l'Unione Europea è abbastanza a suo modo un'entità burocratica, governata da tecnocrati, non rappresentativi sul piano democratico, è in qualche modo un'Unione Sovietica europea, semplicemente con gli scaffali pieni di merce. La libertà che ti è lasciata è quella di scegliere tra un prodotto e l'altro, quindi un po' più dorata di quella dell'Unione Sovietica, però è comunque una società in cui se non fai quello che ti dice il dirigismo di Stato ti portano via i figli. E quindi è comunque un sistema a suo modo totalitario, come abbiamo avuto modo di vedere anche durante il periodo del Covid, eccetera. E con una buona parte della popolazione che approva, peraltro, lo diceva Fromm, fuga dalla libertà, no? La libertà impone responsabilità, quindi le persone libere, noi siamo su una radio che si chiama Radio Libertà, una grande radio, Radio Libertà. La libertà non è per tutti, la libertà è per chi ha la struttura morale e caratteriale di far scelte nella vita e di assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Purtroppo c'è sempre qualcuno che invece preferisce nello Stato il paternalismo, chi prende decisioni per te, il conformista, no? Gaber aveva scritto una canzone fantastica, Il conformista, attualissima, meravigliosa. E purtroppo, insomma, tanti europei si sono conformati e non c'è stata neanche quel moto di reazione in gran parte dell'Europa, anche se poi li vediamo i segnali, lo vediamo in tutti quei, diciamo, quei tentativi che poi il sistema etichetta come populismo in senso negativo, eccetera, però un tentativo di ritornare a una stagione di normalità, di valori condivisi, di valori che sono la struttura stessa di ciò che aveva reso grande l'Europa, l'Italia, i nostri popoli, tutti i popoli europei e anche i popoli italiani, questa varietà meravigliosa. E quindi sostanzialmente la filosofia greca e soprattutto il Socrate, Platone, Aristotele, poi a sua volta, diciamo,
ripresi dalla teologia cristiana perché si basa su un fatto, il principio di non contraddizione. Una cosa non può essere al contempo vera e falsa. Col relativismo questo è saltato ed è per quello che si può dire tutto il contrario di tutto e non c'è più un riferimento certo. E la gente è essenzialmente estremamente confusa. Quindi dicevamo la filosofia greca, il diritto romano, altra cosa che anche in questo caso è stata superata dalle ideologie, dal diritto piegato all'ideologia. E infine quello che proprio ha separato, se uno guarda la linea della storia, c'è stato un momento in cui l'Occidente ha preso il volo, l'Europa ha preso il volo come modello a cui tutti guardavano con ammirazione. Pensate, fu uno studio, una ricerca cinese, quindi di un paese comunista ateo, che studiò tutti gli elementi possibili, immaginabili, climatici, territoriali, storici, politici, tutto, per cercare di capire come mai l'Europa avesse avuto un gap così grande rispetto al resto del mondo, e questa ricerca concluse che il fattore determinante erano stati, diciamo, la civiltà costruita intorno al cristianesimo, ai principi dell'ora et labora e un certo tipo di dottrina sociale, eccetera. Beh, tutto questo è stato buttato a monte da un sistema, ma non viene buttato a monte dalle tante persone di buona volontà che ogni giorno si sforzano per costruire un mondo migliore a partire dalla propria esistenza, nella propria anima, nella propria famiglia, coi propri cari e anche nel mondo. E in questo l'umanitaria padana svolge il suo ruolo. C'è il ruolo culturale che secondo me è fondamentale, forse è sempre troppo sottovalutato, perché invece gli agenti del caos, della rivoluzione antropologica, del sovvertimento, della guerra, sono molto abili a creare la cultura della morte, la cultura del non amore, la cultura della non speranza, quella che alla fine lascia solo la morte addirittura come un desiderio, perché tutto il resto va talmente a pezzi, è talmente desolante, e alla fine senza speranza, senza fede, senza amore, che guarda caso sono le tre virtù teologali, ma un mondo senza fede, senza speranza e soprattutto senza amore, che cosa lascia all'essere umano? Il desiderio di morire. E adesso gli danno anche lo strumento per farlo con facilità. Se poi riescono a far scoppiare una guerra di alto grado in Europa che coinvolga anche il continente, bella risolto, no? Da woke cultura, non serve più buttare giù un monumento, buttare giù tutta l'Europa. E qualcuno pensa che sia anche, però la pazzia, insomma, nella storia ogni tot si entra con i pazzi, spesso parlano tedesco, comunque. Allora diciamo che noi continuiamo a costruire un mondo nuovo. Chi vuole seguirci sui nostri gruppi, giù le mani dei bambini, giù le mani dei popoli, giù le mani dei cristiani, sono tante le persone che ci seguono sui nostri gruppi Facebook e sull'Umanitaria Padana per cristiani del Pakistan, può continuare a farlo. I nostri donatori quest'anno riceveranno, a me tutti gli anni sono partiti la vigilia di Natale, il foglio con l'elenco delle cose, con un po' di foto, alcune, tantissime, delle cose realizzate in giro per il mondo. Mi ha fatto anche un piccolo, come sempre, un ricordo di chi ci ha lasciato, come Lucia, nel corso dell'anno, perché l'Umanitaria Padana nel corso degli anni ha avuto tanti volontari, e siccome abbiamo una storia antica, perché siamo nati nel 1999,
alcune persone erano già molto adulte quando hanno fondato, quindi a volte così dobbiamo, durante gli anni, lasciare anche qualcuno che è stato dei nostri, però ci accompagnano sempre dal cielo, perché noi invece la fede, la speranza e l'amore cerchiamo sempre di averli, quindi anche chi se ne va resta sempre con noi e continua ad aiutarci dall'alto. E questi sono gli interventi umanitari realizzati nel 2025. Abbiamo sempre a livello nazionale, abbiamo aiutato l'Istituto Suarez e Lattarici di San Gregorio dell'Aquila, un acconto, lo pagheremo in diversi anni perché è un tempo di vacche magre questo per noi, per un acquisto di vettura per il trasporto dei bambini, le nuove povertà, intervento a sostegno di italiani precipitati in situazione di grave disagio a causa di imprevisti ed emergenze, la cooperazione internazionale in Armenia alla Family Care Foundation, l'acconto per il progetto di illuminazione del Museo della Ceramica Armena di Gyumri, che si trova proprio in una zona dove sta raccogliendo tutti i profughi del Nagorno-Karabakh. In Bosnia e Erzegovina, al seminario Redentoris Mater di Sarajevo, acquisto di una cucina elettrica con il forno. In Camerun all'Association Petit Rousseau di Yaoundé, acconto per la fornitura delle porte per il nuovo ospedale La Providence, realizzato dal missionario Fidei Donum Don Bruno Vitari. In Etiopia il Vicariato Apostolico di Soddo, saldo per la costruzione di 2 pozzi d'acqua a mano nei villaggi montani Baraco, Fescia ed Acaia, intervento cofinanziato da Ato Bergamo, e saldo acquisto di arredi per una scuola a Soddo, intervento in memoria di Margherita Dino Pericoli. In India le suore Orsoline di Somasca per l'acquisto di banchi e panche per la Vidya Yacht School a Nadanalli a Mysore. In Kenya la Sant'Ermo Secondary School delle Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri, saldo per un laboratorio in formato Subukia. In Pakistan ai missionari oblati di Maria Immacolata Lahore, sostegno a distanza ai ragazze cristiane povere con le loro famiglie famiglie cristiane e fabbriche in mattoni a Lahore. Al parroco di Kushpur, finanziamento per l'allestimento di un bagno e della cucina nella piccola casa da noi ricostruita a una famiglia alluvionata col capofamiglia mutilato. Invio del saldo residuo del riscatto per liberare 4 minori, 2 ragazzine e 2 ragazzini rimasti orfani dei genitori, asserviti in duri lavori per ripagare un debito contratto con il padrone di una fabbrica di mattoni. Qui abbiamo veramente liberato degli schiavi. Non so se vedete la foto centrale, cerco di farvela vedere, aspetta, perché ecco qua, si vede proprio, no, non riesco, ok, si vede proprio il parroco con questi ragazzini che ci ringraziano per averli liberati, perché esiste una forma di schiavitù in Pakistan molto simile alla servitù della gleba. Poi a un seminarista diacono agostiniano pakistano, finanziamento delle opere di risanamento igienico-sanitario nella casa di un bambino immunodepresso a Karachi, che tra l'altro si chiama Leonardo, nome italiano, come il mio nipotino. È stato incredibile perché questi 2 bambini, sia mio nipotino che lui, a marzo di quest'anno erano ammalati molto gravemente insieme. E grazie a Dio entrambi sono sopravvissuti. Sono segni che così a volte il cielo ci dà per ricordarci che siamo lontani, siamo vicini, siamo tutti uno, e la solidarietà, la carità è una, e tutti viviamo grazie anche agli altri, alle preghiere degli altri, e tutti insieme possiamo farci del bene gli uni con gli altri. E insomma sono segni, nella vita bisogna anche saperli cogliere. In Sudan, al Collegio delle Missioni Africane, i missionari comboniani del Sacro Cuore di Gesù, acconto per acquisti di postazioni per studenti del Comboni College, Dipartimento di Scienze e Tecnologia Port Sudan, per consentire la continuità degli studi universitari a ragazzi sfollati a causa della guerra. Ecco, nessuno
parla di che guerra terrificante sia in corso in Sudan. Faremo una trasmissione ad hoc con un ospite prossimamente. Tra l'altro è una guerra che si inserisce sul piano geopolitico assolutamente, tutta all'interno delle dinamiche delle guerre che conosciamo, quindi c'entrano i grandi attori internazionali, anche perché insomma ci sono risorse, oro, eccetera, con cui si finanziano poi le guerre in Europa anche. Terra Santa, al commissariato per la Terra Santa e non solo, e anche la vendita di cioè la Russia si finanzia la guerra, soprattutto la brigata Wagner, ma anche l'Occidente alimenta la guerra perché gli vende un sacco di armi, quindi è veramente una cosa anche lì, però un paese devastato. E noi continuiamo a aiutare anche i cristiani e non solo, cioè tutte le persone che vogliono studiare e costruire comunque la pace. Il Comboni College era Khartoum, si è spostato a Port Sudan e lì lo aiutiamo. In Terra Santa, al commissariato per la Terra Santa della provincia di Sant'Antonio dei Frati Minori, acconto per l'acquisto di beni scolastici in Palestina. In Zambia, a Sport to Build Zambia, terzo acconto per l'acquisto attrezzature per la formazione e il lavoro negli ambiti dell'apicoltura moderna e della tutela forestale in 2 villaggi rurali nella provincia di Nimba. E poi il solito attivismo, impegno di informazione e sensibilizzazione per la difesa dei cristiani perseguitati nel mondo, per la pace, contro l'invio di armi in guerra, per la tutela della famiglia, della vita dei giovani e dei bambini, quest'anno anche attraverso un contributo alla partecipazione alla Marcia Nazionale per la Vita, l'organizzazione di un convegno Socialità e dipendenze digitali, connessioni pericolose nell'era di Internet. Chi volesse aiutarci, ripeto, noi documentiamo sempre tutto, il conto corrente postale 80 per il bollettino 80 17 03 50 80 17 03 50, l'IBAN è il solito che finisce con 955 che trovate sui nostri canali social, ma potete anche chiamare fuori dalle feste dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 allo 035 78 20 22. E poi abbiamo il nostro sito internet www.umanitariapadana.net, lì si possono fare anche donazioni online. Ne abbiamo bisogno, ve lo dico, in un periodo di vacche molto magre abbiamo dovuto ridimensionare la logistica, ridimensionato la logistica significa che se ci fosse una grande emergenza nazionale come quelle che ci hanno sempre visto in prima linea, non sappiamo se potremmo essere in grado, come tutte le altre volte, di partire in maniera immediata, come abbiamo sempre fatto, per primi e arrivare in quei contesti. Io chiedo a tutti voi di darci una mano, sia per i nostri progetti consueti, Guerrieri per la Pace e in soccorso dei popoli, piuttosto che quello per le calamità, Guerrieri per la Pace, per le guerre, SOS Cristiani per i cristiani perseguitati. Però vi chiedo anche di darci delle donazioni proprio per la logistica, cioè per aiutarci a costruire quelle condizioni che poi ci consentono di intervenire nei contesti. Quest'anno, grazie a Dio, non ci sono stati grandi terremoti, ci sono stati degli eventi alluvionali e purtroppo per il primo anno non siamo stati in prima linea in questo, però le cose che abbiamo fatto per aiutare i popoli a casa loro, aiutarli a aiutarsi, che è proprio un modello completamente diverso di solidarietà rispetto a quello al trasferimento dei popoli. È piuttosto, con pochissimo si riesce a fare tantissimo. Noi abbiamo budget risicatissimi, siamo tutti volontari, eppure riusciamo a fare tanto perché c'è un fattore di moltiplicazione che è nella buona volontà degli attori in gioco, cioè i missionari, eccetera, che fanno tutto gratuitamente, all'insegna della gratuità, come diceva Benedetto XVI nella Caritas in Veritate e anche nella Deus Caritas Est. Il nostro tempo volge al termine.
Io devo ringraziare ancora una volta tutti i donatori che ci hanno dato una mano comunque a star vicino a chi aveva più bisogno, aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi. Abbiamo, da ringraziare questa grande radio che sempre ci dà, uno spazio, e anche tutti coloro che ancora vorranno aiutarci da qui alla fine dell'anno e nell'anno che verrà. E a tutti auguro un 2026 di pace. Tutti cerchiamo di essere operatori di pace, perché tutto ciò che noi facciamo, anche nel nostro piccolo dovere quotidiano, non serve far grandi cose, tutto ciò che contribuisce al bene, all'amore, alla fede, alla speranza, costruisce un mondo migliore e si oppone alle forze del male, che sono tante. Chi chiude Gesù bambino è nato in una stalla perché non c'era posto per lui nell'albergo. C'è chi ancora e sempre chiude la porta all'amore, al bene, si trincera così in una chiusura allo spirito e vive nella tristezza, nella morte e nella desolazione. Noi, come diceva San Giovanni Paolo II, apriamo la porta a Cristo. Questa è la vera accoglienza che manca nel nostro mondo, aprire la porta a Gesù bambino. Apriamogliela, che allora a questo punto anche il 2026 sarà l'anno veramente della pace e della rinascita. Le forze del mondo sono potenti, noi cerchiamo tutti insieme, mettendo insieme una grande rete di amore, di preghiera, di fede, di speranza, di carità, di costruire un mondo migliore. Buon anno a tutti, buon Natale a tutti, apriamo le porte a Cristo. Buon 2026. Avete ascoltato Umanitaria Padana